A Venezia ci sono 3 pali nella laguna, che secondo una vecchia leggenda parlano davvero. Le chiamano bricol, quei grossi pali di legno che segnano i canali tra la nebbia. Ma vicino a Fondamenta 9 ce ne sarebbero 3 diverse dalle altre, 3 sorelle. Chi prende il vaporetto verso Murano o Burano, nelle mattine di nebbia, dice di sentirle sussurrare. Non urla, non voci forti, frasi lente, quasi soffiate dal vento. La leggenda racconta che ai tempi della Serenissima qualcuno le avesse trattate con una sostanza segreta. Da allora avrebbero iniziato a vedere tutto. Funerali diretti a San Michele, navi militari, mercanti, cadaveri recuperati dalla laguna, secoli interi passati immobili nell'acqua. E il dettaglio inquietante è questo: chi riesce davvero a sentirle non sente mai parole casuali. Le bricole parlerebbero solo di cose dimenticate, persone morte, incidenti, vecchie tragedie veneziane. Alcuni gondolieri evitano ancora di passarci troppo vicino quando cala la nebbia, perché dicono che a volte le voci cambiano tono e sembrano chiamarti per nome.